Spesso alcuni recruiter, per testarti in modo veloce e per avere una prima impressione di te, possono chiederti di presentarti in circa 60 secondi. Ti assicuro che anche il più esperto può avere serie difficoltà a scegliere cosa dire di se stesso in un breve tempo. Quindi l'unica soluzione è, come sempre, prepararsi. Ecco qui 5 consigli per fare una buona impressione in 60 secondi. Sii breve e sintetico. Dovrai utilizzare tutta la tua capacità di sintesi ed evitare quindi termini tecnici, complicati o dettagli inutili. Devi fare una prima buona impressione. Cerca di essere quindi il più naturale possibile ed almeno nei primi secondi trasmettere tutta la passione per il tuo lavoro. Inquadra il tuo interlocutore. Potrai trovarti di fronte degli interlocutori diversi. Preparati delle piccole varianti del tuo discorso da utilizzare a seconda di chi hai di fronte. Attento alle domande. Non sempre l'interlocutore ti lascerà finire. È probabile che ti interrompa per farti alcune domande. Preparati a rispondere. Dovrai esercitarti. Ricorda di provare la tua presentazione dei 60 secondi con amici o parenti, meglio se non conoscono nel dettaglio il tuo lavoro, per valutare l'efficacia del tuo messaggio. Se dopo la tua presentazione avranno capito qualcosa in più di quello che fai, allora hai intrapreso la strada giusta. E ricordati di preparare sempre la tua presentazione con una conclusione che possa aprire ad una discussione. Per esempio, facendo una domanda.